Bene, facciamo un applauso ancora più sentito, allora io mi avvicino al pubblico perché queste bambine sono meravigliose, sono bravissime, ma non sono finte, hanno anche dei genitori, dei genitori. Ecco, una a caso, da caso, come si chiama? Silvia. Quanti anni ha? Non lo dico. Quanti ne vorrebbe avere? 30. È invidiosa di sua figlia che è veloce, bravissima, danza benissimo? No, assolutamente. Bravissimo, una mamma perfetta, facciamo un applauso. Perché mamme così non ce ne sono, così spontanee, così sincere. Però ecco, andiamo alla scoperta adesso, grazie alla nostra Silvia, perché io sapevo il nome da prima, però ecco, vi voglio presentare innanzitutto, io sono Vincenzo Lovino, faccio il conduttore per hobby, diciamo ho una trasmissione sui canali nazionali e i canali Italia. Oggi sarei dovuto essere in diretta, ma in effetti abbiamo fatto la registrazione, quindi se vedete il canale 154 sono sempre io, ma registrato. Grazie ancora, proseguiamo senz'altro, ringraziamo i nostri bravissimi cantanti, veramente bravissimi, mi avete convinto. Shallow, Bradley Cooper, Lady Gaga, Rebecca Lovino, a voi. Ricordiamo alla voce Beatrice Cardin e Alberto Bettin in un duetto che vi farà tremare le gambe.
nostri cantanti, grazie a Rebecca, e adesso abbiamo la fortuna di avere qui con noi Germana Scarazzato. Voi ci direte ma come? Ecco qua, perché la Germana Scarazzato è talmente importante, è talmente conosciuta che ha un presentatore ufficiale e un rappresentante legale qua che ci dà, ecco, diciamo che Germana è molto attaccata al lavoro e ora ho deciso di delegare suo figlio Giacomo. Giacomo, che cos'è la danza? Spieghiamo, oggi si usa la danza, è la danza del pollice su Facebook, no? Quindi è l'unica danza che molti conoscono, invece c'è la danza come espressione, come collegamento mente-corpo, come comunicazione. Parliamone un po'. Buonasera, innanzitutto siamo entusiasti di poter contribuire a questa serata di beneficenza e la danza, avete appena visto secondo me un mix di sentimenti, di entusiasmo e soprattutto anche arte. Benissimo, quindi quello che voleva dire Giacomo, che poi Giacomo insomma ripeto, come vedete la danza, talmente amata della danza che addirittura si è infortunato appositamente per farsi vedere insomma in questo caso, però insomma noi dobbiamo dimenticare, i nostri ragazzi devono fare attività sportiva, la danza vuol dire socializzazione, vuol dire stare assieme, condividere un progetto, un obiettivo e il problema non sono tanto i ragazzi ma anche talvolta i genitori che diventano più competitivi dei figli. Io direi che potremmo seguire con la presentazione, se i nostri cantanti sono pronti, Ingrid e i suoi allievi, vediamo se cantano anche questa. Nella fantasia Morricone abbiamo la nostra Valentina Danieli. Facciamo un applauso di incoraggiamento. Istante.
amicizia, c'è qualcuno che ti ha invidiato, ti faccio prendere fiato, c'è qualcuno che ti ha invidiato, lo vedevo col fisico che cercava di mimarti, ma ahimè, quello che fai non è per tutti, ma invece, ecco, diciamo, facciamo un grande applauso a Daniela, perché Daniela è una ragazza che si mette in gioco con delle PS singole, ma è anche specialmente insegnante. Cosa vuol dire Daniela insegnare? Valentina, scusa, insegnare oggi? Insegnare oggi non è facile, nel senso che i bambini sono tutti diversi, però la cosa più importante è trasmettere l'amore e la passione che c'è per quest'arte. E quindi come reagiscono quei ragazzi a queste sollecitazioni? Poi ecco, prima ho detto una cosa interessante, siamo abituati un po' con gli scopa dei social a pensare un po' singolarmente, invece la danza insegna a stare tutti assieme, quindi a creare questa armonia. Sì, non c'è soltanto imparare un'arte, ma c'è tutto un lavoro anche di comunicazione tra bambini, di gioco, di imparare a condividere le cose. Ci sono tante cose nella danza, non solo l'arte. Benissimo, un applauso a Valentina, se lo merita tutto, brava, complimenti. E adesso proseguiamo con I Want Break Free Queen, famosissima canzone, Vicente Andrés.
bravissimo Roberto, bravissimo, io però vorrei anche l'intervista alle Vicente, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Un applauso a Vicente neanche, sì, guarda, abbiamo lo stesso nome, guarda, penso che saremo 4 o 5 in merito in tutto, Vincenzo, io, Vicente, tu. Da dove vieni? Dal Cile. Bravissimo. Ecco, Vicente ha portato la sua esperienza, facciamo un po' più avanti, ha portato la sua esperienza qui a S-Dance Studio, quindi tu sei il coach, sei il maestro del tessuto. Il maestro di tessuto attraverso mano a mano. Bravissimo Vicente, sei tutti noi, perché noi a una certa età, a un certo fisico non abbiamo più il coraggio di fare certe cose. E adesso proseguiamo con il burlesque Cristina Aguilera con Arianna Pugliatti, Aurora Talamini, Linda Galazzo e Aurora Geromin. There's a world inside, with a leaf on the good, bring it on fire. Surely, never seen this chance. It's a lifestyle for me. It's blessed. Love, sex, ladies, E-X-P-R-E-S-S. Love, sex, ladies, they hold it back for quite some time, and finally the moment's right. I love to let the people stare, so I got the sun inside of me. You won't be letting it find you was enough to touch. Step into the fantasy, you never wanna be baby, that's guaranteed. It's a passion, it's a passion, it's a passion. Burlesque, it's a love you, we wanna prove you, but I don't want burlesque. All that is for you, that's not what I don't do. I don't want it, let me thrill you, let me thrill you, it's burlesque.
dato tempo prima di ringraziare Heinz Dance Studio Milano che ci ha deliziato con la loro performance di danza. Vorrei convocare qui sul palco i produttori dell'evento, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia Giovanni Di Iorio, che vediamo dov'è. Andiamo a recuperare. Poi abbiamo l'ingegnere Ennio Aquilino che mi hanno detto che è stato l'ex comandante che ora qui in Venezia, che ora è a Napoli. Lei è? Buonasera a tutti. Buonasera Di Iorio. Ecco, poi vorrei anche spontaneamente Piero Frassone della Triven Gas come sponsor. Dov'è Piero? E poi l'amministratore della Cereal Docs. Sì? Ecco, poi inoltre l'ingegner Fabio Dattilo, che è il capo del corpo del Vigili del Fuoco a livello nazionale. Comandante, l'hanno chiamata, Bene, manca qualcuno e poi convochiamo direttamente la Presidente della Fondazione Elena Trevisanato, la Liliana Miatello. Dov'è? La Presidentessa. Non so, se sono spegne di fari accendiamo direttamente qua a richiesta se si può. Ecco, innanzitutto io veramente desidero ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco. Io credo che noi come cittadini ogni giorno non ci rendiamo conto dello sforzo delle forze dell'ordine, dello sforzo di queste persone che con l'abnegazione totale, anche a sprezzo del pericolo e a rischio della propria vita, ci rendono un servizio unico al mondo. Quindi voi in questo senso vi dovete essere orgogliosi di far parte di questo corpo specialissimo. Veramente complimenti a voi. Un corpo che diciamo sicuramente non è per tutti, ci vuole spirito di sacrificio. Oggi lo spirito di sacrificio è cosa molto rara, quindi complimenti a voi, rifatevi un applauso perché ve lo meritate. Quindi senza nulla togliere all'ingegnere Dattilo che sentiamo volentieri per ultimo, Di Iorio, a parole sue che ci vuole un po' dire com'è la situazione a livello del corpo qui a Venezia, che ci racconti un po'. Si vuole anche dare i saluti, insomma, parole sue, non serve che... Ha detto che dava braccia. Buonasera a tutti e innanzitutto ringrazio chi ha consentito, chi ha lavorato per questa serata. Il motivo sapete qual è lo scopo del progetto? È finanziare la ONLUS che opera in Etiopia per consentire un miglioramento del trattamento sanitario delle giovani mamme e delle gestanti in particolare. Quindi questo è lo scopo del progetto, tutto il ricavato utile sarà devoluto alla ONLUS che è rappresentata da qui, dalla signora che poi c'è un applauso. Non posso esimermi da ringraziare anche gli sponsor che in particolare hanno consentito Cereal Docs, Triven Gas. Non è presente in sala ma è presente in catena. Al direttore e presidente, nonché presidente del Festival di Venezia che ha consentito, ci ha ospitato in questa serata. Che altro c'è da dire? Come va la situazione di Venezia questo dire? Ma parliamo un po', Venezia, l'organizzazione di Venezia è unica al mondo. Io sono qui da alcuni mesi
non posso apprezzare e elogiare i poteri di Venezia a tutti i livelli, operativi, amministrativi e tecnici. Vengono dalla scuola, dal merito a chi mi ha preceduto. È stato anche comandante di Venezia. In questa sala stasera ci sono 4 ex comandanti di Venezia. Ingegnere Aquilino è il promotore di questi eventi ed è stata anche la persona che l'ha preceduto immediatamente. Io da quest'anno, 27 maggio, ma ce ne sono almeno altri nella comunità. Tutti gli ex comandanti e forse anche qualche futuro, ma non diciamo. Non scapiamo dal tarifo. Qualche ex comandante si ha piacere di venire qui per portare la sua sessione. Monaro e Vini. Monaro e Vini, Doris. Barberi. E c'è anche un ex vice comandante, Stefano Barberi, vieni, non lo so. Eccolo là, guarda i capelli scuri Il nostro vice di Venezia è il nostro attuale ministro del tesoro e corpo nazionale, è lui che gestisce il controllo della posta. Quindi bisogna trattarlo bene, bisogna trattarlo benissimo perché qua se no poi cavolo chiaramente sopra leggi la politica del capo del corpo. Vabbè, quello poi lo sentiamo per l'ultimo, lo sentiamo per l'ultimo. Io non è bravissimo, potrebbe fare il presentatore, io lo dico già, è bravissimo. Allora vuole sentire Aquilino, lei mi hanno detto che se vogliamo passare il microfono per favore, lei mi hanno detto che da poco a Napoli, mi dica la verità, sente nostalgia di Venezia. Ciao Fiore, ne manca tanto. No, Venezia ha qualcosa di speciale e credo che la presenza, a cominciare dall'ingegnere Alfiovini, dall'ingegnere Dario questa sera, l'ingegnere Barberi, Monaro, tutti quelli che sono passati di qui ci ritornano sempre con grande affetto, legati a personale straordinario. Venezia è una città complicatissima dal punto di vista del decennio, però qui viene fatto un lavoro straordinario. Quindi non possono non mancarci e credo che la nostra presenza, penso di interpretare il sentimento anche dei colleghi, sia un filo che non si distrugge mai. Ecco. Quindi viva Venezia! Ecco, adesso vorrei sentire Piero Frassone, che tra l'altro è il patron della Trivencassa, voi sapete un'azienda leader della provincia di Venezia. Ecco Frassone, volevo chiedere il motivo per cui la sfida a compiere questo gesto di solidarietà nei confronti della fondazione. Prego. Quando è stato proposto appunto questa iniziativa, visto che era una bella cosa e mi sembrava opportuno dare una mano per quanto possibile. Noi come azienda, specialmente a livello locale, facciamo molto su iniziative di carattere sociale, ci crediamo e continuiamo a farlo. Benissimo, grazie Frassone, complimenti perché so che siete costantemente impegnati sul sociale, un'azienda, la Trivencassa, leader a livello provinciale a Milano, un punto di riferimento per tutte le iniziative sportive, culturali e sociali. Poi abbiamo anche l'altro sponsor, abbiamo, se non sbaglio, Cereal Dogs, giusto? Si vuole un po' raccontare?
dall'anno 2005 e siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa. Vi ringrazio. Un applauso alla Cenagox, lasciamo un microfono a Vignorio. So che lei mi piacerebbe rubarmi il lavoro, ma io lo lascio volentieri, cioè, la vedo veramente in forma. Mi sbaglio? Che emozione in pubblico, si vede. Però vorrei che veramente facessi un applauso a tutti questi vostri rappresentanti, perché prima di passare adesso la parola all'ingegnere D'Attilo, Fabio D'Attilo. Ecco, ingegnere, io prima ho detto una cosa veramente che sento da sempre, perché tutte le forze di polizia talvolta non vengono comprese dalla cittadinanza, però lo sforzo dell'abnegazione, anche il rischio, come si è detto, della propria vita, però i vigili del fuoco sono secondo me l'arma che più in silenzio fa un sacco le cose, perché voi intervenite a tutti i livelli, situazioni di pericolo, situazioni di disagio, terremoti, incendi, non è soltanto appunto i vigili del fuoco, ma è tutto il resto. E questa cosa la vedo che la fate sempre in silenzio, non c'è mai protesta, non c'è mai. Quindi questa cosa veramente vi fa onore, in questo senso lei che è rappresentante nazionale. Ingegnere, volevo proprio sentire la sua opinione. Beh, intanto grazie a tutti i vigili del fuoco che hanno promosso questa serata che all'insegna di un pezzo del nostro lavoro, perché noi siamo pagati per fare il soccorso, lo facciamo gratis, però ci mettiamo sempre un pezzo in più di umanità, e quell'umanità che contraddistingue poi il fatto di stare vicini alla gente. In questo caso i vigili del fuoco vogliono stare vicini alla fondazione che la signora porta avanti in Africa. Ogni anno cambia la destinazione, ma di sicuro la signora utilizzerà al meglio quei fondi che grazie agli sponsor, che grazie a voi, grazie a tutti noi siamo riusciti a raccogliere. Sarà una goccia nel mare, ma noi siamo contenti di poter aiutare non solo i nostri nazionali, ma anche voi. Quest'anno peraltro noi compiamo 80 anni, i vigili del fuoco compiono 80 anni. Questi 80 anni ci siamo sforzati di fare 9 tappe, la 10ª sarà a Catania, 9 tappe in cui abbiamo voluto ringraziare gli autori di questo grande successo nella società, che sono proprio i vigili del fuoco. E l'abbiamo voluto fare con quella gente a cui abbiamo dato il nostro soccorso. Ieri eravamo a Verona per la tempesta Vaia, in rappresentanza di tutto il Veneto. È stata una gran bella cerimonia, semplice come siamo noi, ma vissuta con molto pathos, così come noi viviamo con molto pathos il nostro intervento. L'ultima cerimonia e il regalo più grande lo avremo il 21 di novembre, perché il Capo dello Stato, nell'ultimo concerto che la nostra banda terrà a Catania, ci conferirà la medaglia d'oro per gli 80 anni. E vi dico un'altra cosa, daremo per la prima volta, dal 1 di gennaio avremo anche una moneta di 2 euro con dietro l'effigie della nostra fiamma, e quindi anche questo. Quindi possiamo portare il facsimile del contributo, poi sentiremo ovviamente la Presidentessa Liliana Dopo il contributo. Miatello. Non posso che ringraziare il comandante e tutto il corpo dei vigili che hanno scelto Fondazione Elena per devolvere le raccolte di questa gloriosa festa, e abbiamo anche il capo nazionale, quindi siamo orgogliosissimi come veneziani di avere tutti questi personaggi che ci sono succeduti qui nel comando di Venezia. Dico due parole sulla fondazione, già tanti magari la conoscono. Sono sorta nel 2008 per il ricordo di mia figlia, quel tentativo naturale di tenere in vita chi non c'è più,
Non vi tedio per dare un elenco di quello che facciamo, ma noi la consideriamo un po' come la bellezza collaterale. La bellezza collaterale che può nascere sempre da ogni fatica, ogni sofferenza, anche dalla morte. Spero di non commuovermi troppo. Un applauso. Tanto perché capiate la fondazione si basa soprattutto, cioè è una cooperazione allo sviluppo, ogni opera viene fatta perché sia una start-up per lo sviluppo e per l'autonomia di qualche comunità. Questo implica prima che sia una opera richiesta dalla comunità, non calata dall'alto, che ci sia poi l'avallo del governo perché deve rientrare nello sviluppo generale di quel luogo, e terzo una collaborazione anche di personaggi del villaggio perché la sentano propria, perché ci hanno lavorato e quindi anche la curino e l'amano. Questo è un punto. Il secondo punto è che siamo piccoli, ci basiamo soprattutto sul volontariato, ci sono tanti amici e tanti che condividono il nostro obiettivo, che lavorano per noi gratuitamente. E noi abbiamo calcolato, calcoliamo ogni anno in bilancio eccetera, che di quello che ci viene offerto per la vita della fondazione vanno spesi solamente l'1 o al massimo il 2% delle offerte. Il terzo punto è un altro punto di forza che abbiamo, e cioè il controllo. Andiamo personalmente in quei luoghi 1 o 2 volte all'anno per controllare che quei fondi che abbiamo dato siano effettivamente serviti per l'opera per la quale abbiamo dato, che l'opera sia fatta bene, che l'opera serva e che sia attiva, e in questo lavoro quando andiamo giù andiamo a controllare anche tutte quelle che abbiamo fatto precedentemente perché non muoiano e quindi che vivono sempre, perché ogni singola offerta non vada persa nel mondo. Quindi vi assicuro che quello che ci viene dato va lì, ecco, non va lì. E poi un'altra cosa che mi piace, in fin dei conti abbiamo un'analogia con i vigili del fuoco, perché il fine ultimo è comunque salvare le vite. Il fine ultimo è salvare le vite. Allora, nell'immaginario collettivo dei bambini, cosa sono i pompieri? I pompieri sono quelli che arrivano in un camioncino rosso con le sirene, con le lunghe scale, che brandiscono una pompa di acqua al posto della lancia e devono uccidere il drago del fuoco. Questo è nella fantasia naturalmente di un bambino. I miei figli hanno tanto giocato con i camioncini dei vigili del fuoco, i pompieri, per noi sempre i pompieri. Però vogliamo anche calare questa visione così fantasiosa, calarla nella realtà, e dobbiamo anche renderci conto che per vigilare sulle nostre vite e per uccidere questo drago, loro anche mettono a repentaglio la loro vita. Quindi un bel applauso a tutti i pompieri. Bene, grazie Presidente. Vogliamo procedere allora con la famosa firma. Beh, giusto, lui che deve avvallare, diciamo. E poi il Presidente avvalla. Signori, 6.500 euro.
Bisogna essere precisi, in effetti, bisogna essere... Ancora un applauso, ancora un applauso bellissimo, complimenti ancora anche agli sponsor. Prego i miei classici di Piero Fassone e Cereal Box con il nostro Pumarino. Ecco, chiamiamo anche la rappresentante della AS Studio, Ingrid Deste, così consegniamo questi fiori anche a loro, se c'è una rappresentante di AS Studio e Ingrid Deste, che così consegniamo anche questo omaggio floreale. Vediamo se, ecco, Giacomo ce la fai, se vuoi ti do una mano, però vedo che sei veloce, sei più veloce con le stampelle che quando... mezza gamba, ecco qua, grazie. AS Studio e Ingrid Deste, non la vediamo, adesso c'è qualcuno per lei. Bene, allora, senta Iorio, vuole un po' passare il microfono, secondo me 5 secondi ciascuno, a tutti quanti, un saluto a tutti, visto che lei mi ha portato, è stato più bravo di me, mi ha portato sul palco, cominciamo da lì, 5 secondi, un saluto, un augurio. Allora richiamiamo perché magari hanno avuto sono scappati. Grazie per la partecipazione. Nome e cognome, così poi un saluto. Parole ne abbiamo detto tante, ci siamo qui per dire che c'è un significato, una volontà e quindi grazie a tutti e arrivederci alla prossima occasione in cui potremo fare qualche cosa per voi. Allora, io già un anno ho fatto il mestiere qualcuno. Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze splendide che hanno permesso che si realizzasse questa serata. Chiaramente una menzione d'onore, Silvia, Deborah e Sara la meritano non perché hanno lavorato più degli altri, ma perché hanno lavorato tanto vicino a me e mi hanno dovuto sopportare al lungo. Grazie ragazzi. Il Bertini, l'idolo, lei di Bertini. Venga, non sia timido. Un saluto, ce la fa 5 secondi? Certo. Nome e cognome almeno, nome e cognome. Segno zodiacale. Un saluto lo faccio volentieri anche per ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per organizzare questa bellissima festa, in questo bellissimo ambiente a Venezia, quindi credo che sia una cosa che possa essere ricordata da tutti coloro i quali hanno partecipato a questa iniziativa che ha uno scopo benefico, quindi è un'iniziativa assolutamente meritevole. Credo che in merito vada in particolare alle ragazze, io le chiamo ragazze perché rispetto a me ormai sono tutte ragazze, alle ragazze del comando dei Vigili del Fuoco, le quali si sono veramente prodigate insieme a mio cugino che le ha coordinate prima di Giovanni, e quindi credo che meglio di così non si potesse fare. Ho sentito la cifra che era ragguardevole e quindi complimenti a tutti e grazie per questa vostra partecipazione. Un applauso, come al solito, quelli che non vogliono parlare, sicuramente parlano di più, no? Ci può stare, prego, facciamo il passaggio. Devo dire che prima il palco era un bel vedere, adesso non è un bel vedere, ma lasciamo spazio ai bagni. Buona serata a tutti e grazie. Un saluto Giacomo veloce. Tutti, specialmente anche voi che siete stati partecipi. Spero che lo spettacolo sia stato carino. Bene, sì, senz'altro. Passiamo al performance. Bravissima Silvia, qui al centro, via. Ecco, un applauso alle organizzatrici, Silvia è stata bravissima, adesso anche dei suoi partner, non so il nome, ma... Silvia è il nostro mentore.
Passiamoli pure là, dai. Allora, manca Deborah. Manca Ingrid. Allora, siccome quest'anno il gruppo è un po' più ridotto, un gruppo di lavoro, li chiamo tutti, quelli che hanno collaborato con noi. Quindi Diego Camuffo, Gianluca Vianello, Mauro Serena, Michele Severin, la Ingrid, Alessio Bosco, Tony Golinelli che ci aspetta giù per la parte della discoteca. Devo vedere chi manca, che non posso dimenticarmi qualcuno. Francesco Pivari. Se ho dimenticato qualcuno, ma... Allora, grazie a tutti voi, la festa continua. Allora, per chi ha voglia ancora di ballare e di divertirsi, scendiamo giù e in discoteca avete una dream card che vi è stata data all'ingresso per la consumazione e concludiamo la festa in allegria. Grazie a tutti!